Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo su MotoGP13, vai che siamo in onda. Siamo 2 volte campioni del mondo, ho vinto anche in Ducati e si gode ragazzi. Si gode alla grande. La zoccoletta personale, tutto pronto, si comincia, perfetto. Twitterone. Mihai Lunescu, buon weekend in bocca al lupo. Vizioso, rivale in Qatar sempre elettrizzante, Nicolino Airi, serata trascorsa a trombare, molto bene. Perfetto, quotidiano. Riparte la stagione. Ragazzi, grandissima pole position in Qatar, ormai sono abbonato alla pole in Qatar, mi sono dimenticato di cambiare il colore dei numeri dei guanti della prossima gara, nuovo look come indiano. Andiamo per la prima vittoria stagionale, voglio vincere in Qatar con la Honda. Dai ragazzi che voglio il triplete, il terzo titolo. Raga, inizia il mondiale, Gran Premio del Qatar, ormai il commentatore non è più un giovane pilota, ma un pilota esperto, sta invecchiando anche lui, ma se la tromba sempre la grande Tori. Ha annunciato che se vince il mondiale in Honda se ne va dalla MotoGP e va in Moto3 per salutare il malesiano di merda, la principessa Sissi e Rosy Binder. Vediamo. Vai Comendone, attenzione, partenza non meravigliosa purtroppo. Partenza un po' così comendiana. Adesso dobbiamo attaccare però. Vai venezianone, vai venezianone. E l'Altrana aveva cominciato alla grandissima con una vittoria strepitosa in Qatar. Sulla carta questa è la moto più forte. Vediamo un po'. Attenzione subito le prime lotte Valentino, attenzione subito a Valentino. Scambi meravigliosi. Superato Valentino, c'è Marchetto Marquez, c'è Marchetto Marquez. Vai Comendone, portiamo a casa la prima stagionale. Purtroppo in Qatar partiamo sempre male, non capisco il perché. Vai Kume. Ma bruttissima curva, questo ha perso qualcosa. Vai venezianone, vai venezianone. Siamo 2 volte campioni del mondo con la Yamaha e addirittura con la Ducati, con la moto italiana. Pilota italiano e moto italiana, un godimento meraviglioso. Primo giro siamo al 4º posto. L'Altrana abbiamo vinto in Qatar, la prima vittoria comendiana in Qatar. Voglio ripetermi, cazzo. Vai venezianone, vai venezianone. Provaci almeno. Il Comenda è un po' appagato forse dalle vittorie. Speriamo di no. Vai venezianone, dai cazzo. Stanno tirando bene i primi 3. Io non sto guidando perfettamente oggi. Mararossi come è entrato qua, cosa ho rischiato raga. Meno male mi è andata bene. Niente, so, curve prese da cani purtroppo. Dai Comendone, devi tirare adesso. Dai che ci stiamo avvicinando. Vai Comendone, vai Comendone. Dobbiamo cominciare bene la stagione. Che c'è Marchetto Marquez da superare. Bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume. Dai che è nostro. Marquez si difende molto bene, forte Marchetto Marquez. Ancora Marquez che copre tutto. Dai, minimo il podio comunque. Adesso inizia il final lap comendiano e siamo ancora al 4º posto. Non benissimo questa prima gara.
Dai venezianone, dai venezianone. Adesso è il momento di spingere. Niente da fare. Marquez è un osso durissimo. Giro record per Rossi. Dai comandone, dai comandone. Dobbiamo rischiare qualcosina se vogliamo recuperare qualche posizione. Dai, 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 dai. E vaffanculo Marquez, e vaffanculo di cuore proprio. Oh là, finalmente. Siamo al terzo posto. La gomma posteriore è già finita e la moto arancione. Sono notizie meravigliose queste. Vai comandone. Speriamo nella bagarre tra Pedrosa e Lorenzo. Ma la vedo dura ormai. Abbiamo fatto fatica a superare Marquez. Oggi sarà impossibile portare a casa la vittoria. Ma proviamoci almeno. Vai comandone, vai comandone. Provi che comandone, provi che comandone. Mamma mia, ho tentato l'esternazzo puro. Vai l'internazzo puro. Vai l'internazzo puro. Bravo comandone. Siamo all'ultima curva, ma è impossibile per la vittoria. Neanche il secondo posto, peccato. Vabbè, iniziamo con un terzo posto un po' beffardo, ma va bene così. Buon terzo posto. Ok ragazzi, terzo posto, vabbè, l'altro anno avevamo vinto, quest'anno terzi. Ogni stagione è sempre diversa ragazzi. Allora, email, team manager, grande piazzamento. Vediamo la zoccoletta personale, ottimo lavoro. Twitterone, allora Salmone, gran bel risultato, Marchetto Marquez, anche se alla fine Veneziano è andato avanti, spero che il nostro duello vi abbia divertito. Lorenzo Magnifico ha vinto il duello con Veneziano, appuntamento ad Austin, la gara più odiata dal comandone. Vai di Austin. Red Bull, che merda, Grand Prix of the Americas, madonna, sta Red Bull, sempre tra i coglioni, ha vinto anche ieri, cazzo. A Spa, che domaroni. Mail. Prossima gara obiettivo, ecco subito al primo posto, chiaramente, ad Austin sarà sicuro primo. Twitterone, Oliver Häkkinen. E 3 settimane che aspetto la gara di Austin. Andrea Dovizioso in America per la prima tappa statunitense. Dovizioso nell'ultima intervista ha promesso un bel piazzamento ad Austin. Andiamo ragazzi, la prima degli Stati Uniti, Austin, 15° posto in griglia, forse il miglior piazzamento comendiano in qualifica. Vai che siamo in casa di Tori, dobbiamo fare assolutamente una gran gara. Dai ragazzi. Vai Kume, vola. Sta curva non la sopporto, porca miseria. Comunque questa Honda è un po' più dura da guidare, È molto più cattiva rispetto alla Ducati e alla Yamaha. Siamo già 11esimi però. Dobbiamo fare punti, questo è l'obiettivo. Più ne facciamo meglio è. Grande Comenda. Bravo Veneziano. Vaffanculo Veneziano, che sbaglio in sta curva, l'ho presa malissimo. 10° posto, chiaramente non basta ragazzi. Bravo Comendone, 8° posto comendiano. Ottima rimonta per il talentissimo Veneziano, che ormai non è più giovane, ma è un vecchiaccio pronto a vincere la terza. Il terzo mondiale. Vai Comendone, vai Comendone. Bravo Comendone, vai Comendone. Calma, gran calma. 8° posto Veneziano.
Bruttissima curva, presa malissimo. Oddio, mia maledetta Austin. Gara difficilissima ad Austin. Ottavo posto, siamo troppo indietro ragazzi, dai, sveglia, gira il record del Magnifico. Mamma mia sta curva ragazzi, con la Honda faccio ancora più fatica, Sta Honda non mi sta esaltando come tenuta, assolutamente. Dai, Comendone, dai che abbiamo possibilità di superarne altri. Quella mamma mia, ma quanto niente da fare purtroppo. Dai che arriva per il miglior piazzamento ad Austin. Occhio, non tagliamo la curva, vai Comendone. Vai Comendone che arriva al quinto posto. Tensione incredibile. La gomma posteriore chiaramente è finita come al solito. Va bene anche il quinto posto ragazzi, va bene anche il quinto posto. Ok, abbiamo limitato i danni ad Austin, molto bene. Va a vincere Marchetto Marquez. Buono come buon quinto posto, me lo godo ad Austin, va bene così. Grande risultato. Twitterone, allora, Jonas Folger, le gare sfortunate passano. Mika Hakkinen, Caglione, rimurginare su cose non ha funzionato bene. Non ha molto senso, meglio pensare a fare bene a Jerez. Rino Gattuso, Jerez andrà meglio, ne sono sicuro. Forza, Comendone. Prossima gara, Espana. Mai vinto neanche a Jerez, in MotoGP. Gran premio di Wim de Espana. Ok, Reading Trap. Allora, team manager. Ok. Manager personale. E ok, la zoccoletta domina. Twitterone. Allora, Ovidi Price. Grande commenda, Jerez voleva una vittoria. Lorenzo Magnifico, la passione dei tifosi spagnoli rende Jerez un appuntamento emozionante. Vale Rossi, non voglio essere troppo ottimista, ma ho sensazioni positive per il weekend che sta per cominciare. Andiamo ragazzi, nel premio di Spagna, Jerez, 14° posto in griglia. Obiettivo minimo e podio. Vai ragazzi. Bravo Comendone, 14° posto, non avevamo dato posizioni, ma abbiamo evitato la bagarre. Vai d'interno, adesso dobbiamo cominciare a recuperare. Vai Comendonissimo, vai Comendonissimo. Niente, ancora 14°. Vai, saliamo d'interno. Ciao Smith. Ciao Escargot. Ciao Nicolino, ciao a tutti. Il Comendone l'hanno posto, bravo come. C'è Rossi, l'autista e Pitt. E in un sol boccone tutti e tre, uno dei più bei sorpassi del Comenda. 6° posto, perfetto. Adesso puntiamo al podio. La vittoria sarà dura, ma proviamoci. Bravo Comendon. Molto bene, molto molto bene. Grandissimo Comendone. Concentrazione massimale adesso. Adesso ho bisogno della massimale. C'è l'inominabile, c'è l'inominabile. Ok, quinto posto, l'inominabile davanti. In prima posizione Marchetto Marquez, giro record di Marchetto. Vai Kume. Portacela a casa Kume. Portacela a casa, vaffanculo Dovizioso, mi stai sui maroni sto gioco in una maniera impressionante. Dai Comendone, dai cazzo.
Dai, c'è l'inominabile, va all'interno. Ciao l'inominabile. Grande Kume, grandissimo Kume. Quarto posto. Qui sono tutti lì. Gli altri tre sono tutti vicini. Speriamo in un po' di bagarre. Dai, come non ne possiamo farci, ma dobbiamo fare una finale di gara perfetta. Bravo Comendone, dai. Dai, che siamo mai vinto a Jerez. Mai vinto in Spagna a Jerez. In Spagna abbiamo vinto solo ad Aragon e Catalogna. Manca Valencia e Jerez per fare il poker spagnolo. Dai, comendissimo, dai, comendissimo. Ah, curva come al solito, presa di merda come in qualifica. Quella curva non mi sta proprio sui maroni. Ok, siamo al final lap veneziano. Final lap comendiano. Ancora il giro record per Marchetto Marquez. Marchetto domina. Adesso tripletta spagnola, ragazzi. 3 piloti spagnoli nei primi 3 posti. Maledetti. Dai, come cazzolina. Niente, i primi 3 volano purtroppo. I primi 3 volano. Proviamoci, almeno proviamoci. Ultimi chilometri. Ultimi chilometri. Niente, arriva al quarto posto. Un inizio di mondiale un po' così. Ma d'altronde le prime gare lo sappiamo. No. Che sfiga. No, quinto posto. Ma vaffanculo Rossi, te. Ah, cagare. Raga, andiamo alle masse. Sono incazzato nero. Ho perso punti importanti. Un'ultima curva di merda ho fatto. Vediamo Twitterone. Allora, Fatal Helal. Un grande in bocca al lupo, l'autista comincia il weekend, Marchetto Marquez arriva oggi alle Mans e non me ne frette un cazzus. Andiamo alle Mans per portare a casa un podio. Beh ragazzi, Gran Premio di Le Mans, 19esimo posto in griglia, vai di podio Comendiano e poi inizia il vero campionato Comendiano. Dai ragazzi. Vai Comendone. Calma. Attenzione, incidente per Dovizioso, anche il Comendone è rischiato. Mamma che bagar. Mamma che bagar. Dai che dobbiamo rimontare alla grande. Che Pedrosa quest'anno ha cominciato alla grandissima il mondiale, proprio alla grandissima. Bravo Comendone, dai, nono posto. Mai vinto neanche alle Mans. Purtroppo abbiamo sto tabù delle prime gare. Vai Comendone, l'internazzo puro, vai. Ottavo posto veneziano. Ciao De Pugnetta. Pedrosa ancora primo, forse. Vai Comendone, cazzo, vuoi volare, porca mignotta. Sì, no, il secondo, c'è Rossi primo adesso. Dai che stiamo guidando alla grande. Bravo Comendone, molto bene. Quinto posto Comendiano, mancano 2 giri, possiamo vincere oggi. Possiamo fare il colpaccio francese. Grande Kume. Non ci credo. Che cagata che ho fatto. Errore imperdonabile. Che sbaglio ragazzi. Adesso devo tirare come un pazzo. Ma porca di quella puttana di merda schifosa.
Vai Comendone, vai. Sono incazzato nero però. Facendo una gara perfetta vado a fare un errore proprio vergognoso. Vai di remontata, vai di remontata. Intanto Rossi è primo, bravo Rossi. Bravo su Nicolino, vai. Vai Comendone, vai Comendone. Ok, siamo ancora al quinto posto praticamente. Peccato perché potevamo vincere sta gara senza quell'errore di merda. Però manca ancora un giro, quindi crediamoci. Guarda sto fio della mignotta dinominabile. Bastardo. Inizio di mondiale molto difficile, ma il Comendone tenta il miracolo. Grande internazzo un po' tagliato, ma chi se ne fotte. Dai che c'è Pedrosino. Bisogna superare Pedrosino, così cominciamo a rosicchiare i primi punti a Pedrosa, che ha fatto un inizio di mondiale spaventosamente figo. Ciao Pedro. Grande Comendone, dai. Portiamola a casa. Bel podio c'è sicuro secondo me. Potevamo vincere però. Che merda. Che pippone che sono. Crediamoci però, crediamoci. Dai che Rossi è superato. C'è solo Lorenzo il Magnifico. C'è solo il Magnifico. Sarebbe bello vincere Le Mans. Gara sfavorevole, portare a casa una vittoria in rimonta con caduta. Sarebbe un godimento meraviglioso. Calma. Calma. E il Comendone va a vincere Le Mans. Va a vincere Le Mans. Va a vincere Le Mans. Sì cazzo. Può lasciarsi andare ai festeggiamenti. Certo, se continuerà ad andare così forte sarà molto dura per gli altri stargli davanti. Grandi. Che sofferenze, che sofferenze. Grande vittoria a Le Mans. Il Comendone risponde alle critiche con una vittoria fenomenale. Vediamo. Mail. Grande piazzamento. Zoccoletta personale contenta. Twitterone. Allora, Lorenzo Magnifico in questa giornata male, mi sono proprio divertito. Oh, la principessa, sì, la MotoGP è una categoria veramente tosta. E a gattone, gara incredibile e vittoria strameritata. Continua così, Comendone veneziano. Ok. Allora, abbiamo 63 punti, siamo a meno 15 del Pedrosa, perfetto. Abbiamo limitato i danni in maniera perfetta. Prossima gara, Mugello, Catalogna, Assen Sachsenring. Possiamo fare 3 vittorie su 4. Resta nel team. Gran Premio d'Italia team, chiaramente nel prossimo video. Raga, un ottimo inizio, va benissimo così. Una vittoria, 2 podi e un quinto posto a Austin. Si gode. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.